Altra giornata, io qua mi dimentico completamente di questi video. Siamo al 4, non vedo il numero 4, vedo il 5, tipo qua non c'è niente, eccolo qua il 4, vediamo, credo di aver azzeccato, sì. Una barretta Kinder, molto apprezzata. Passo quindi a questi calendari, vediamo prima l'original The Gusta Box, numero 4 è qua sopra, eccola qua. Che cos'è questa roba? Allora, andiamo a vedere. Cioccolato fondente con arancia, non c'è nocciola dentro, vero? Dimmi che non ci sono le nocciole. No, può contenere. Non ci sono nocciole. Oddio, devo assaggiarlo. C'è l'arancia, vabbè, non importa, devo assaggiarla. Ok, e c'è anche un foglietto che mi dà uno sconto. Ci sono anche queste altre opzioni. Ok, quindi questo, e invece in quest'altro calendario Mentos Pure Fresh alla fragola. Beh, insomma, queste non è che non ti piacciono. Lui ha la memoria dei calendari dei gatti, per i gatti, no? Qua. Arrangiati, fai quel che devi fare. Spacca tutto. Ecco, lui ha un nuovo gioco. Perfetto. Perché fa rumore. E non riesce a morderlo perché è tondo, quindi è perfetto. L'altro fa le unghiette. Vabbè, qua abbiamo un impegno adesso, La mattinata adesso è impegnata. Peppe, ma non si riesce a mordere questo coso qua. Non ci riesce proprio. Ma uffa. Cosa ti ho dato lì? Quello? Ah, non ti convince, vero? Neanche a me. Ok, vabbè, questi sono i regali per la casella numero 4. Ho acceso il fuoco, oggi tempo abbastanza brutto, nuvoloso. Sembrava volesse uscire il sole stamattina e poi invece, poi invece si è riannuvolato tutto e niente sole, ragazzi. Lì sì, c'è un pezzettino di sereno, ma proprio così, giusto per... vabbè. Poi notavo che c'è ancora erba verde, non è totalmente, diciamo, secca, no? Morta, come si può dire. Ce n'è ancora di verde. Non ho niente da farvi vedere, da raccontarvi, quindi non so con questi vlog quanto andrò avanti. Ehi, micio vagabondo, dove vai? Pipo? 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 Oh, è arrivato anche l'altro. Curiosi. Siete due curiosini, eh? Pippo sta in realtà cercando ragnatele da mangiare. Lui mangia ragnatele, ma non ce ne sono. Vabbè, io entro. Pepe, vieni. Dai, bravo. Prima avevo ritirato fuori Amazon Echo, sapete, quello con Alexa. Ma gli ho chiesto che tempo faceva. Il tempo a Borca era soleggiato. È soleggiato. Non mi pare. Comunque, poi gli ho chiesto di mettermi le canzoni di Natale. Mi ha messo una radio che fa canzoni di Natale, ma dopo 2 canzoni, 1 e mezza, l'ho spento e l'ho rimesso nella scatola e ciao. Il senso
di quell'affare là io non l'ho capito. Non so neanche perché io l'abbia comprato, perché era di moda, solo per quello, perché non ha senso per me usare quell'affare. Cioè io non so, non lo vedo utile. Una roba tecnologica poco utile, almeno per me. Io in questa casa non lo trovo utile, ecco. Se non vedrete video da qui in futuro è perché semplicemente mi sono dimenticata di caricare, non per altri motivi, anche perché non sto più registrando tanto, quindi non ho video pronti tipo per da qui a 2 settimane, no, purtroppo no, e quindi può capitare che mi dimentichi o di registrare o di caricare qualche video, ecco. Giuni Cipsi. Ma quello è un cipi grande. Quello mi sa che è un cipi grande. Sì, sì. Pippo, secondo me quello è un cipi grande, Ma adesso non lo vedo più. Pepe, cosa dici? Questi uccellacci. Dov'è Cipi? E non si fa prendere. Ah. Io andrei a fare la nanna. Io andrei a fare la nanna. No, Fate quello che volete. Allora, quest'oggi, a parte i capelli da lavare che sono un disastro, quest'oggi mi sono svegliata alle 10 e qualcosa. Ho detto no, non è possibile. Un'altra volta. E sono andata a letto, penso, mezzanotte e mezza, cosa del genere. Ho dormito, ma non mi sono riposata in realtà, sono ancora stanca, ho ancora sonno. Poi ho un occhio arrossato da questa parte, non so se si vede così, se io guardo di là. Ecco, è arrossato perché ho qualcosa che mi dà fastidio. Mi era già successo tempo fa. Ho messo le gocce e un po' si è attenuata la cosa. Ho messo un po' di gocce. Poi per fare una cosa equa le ho messe anche dall'altra. Tanto sono gocce per idratare, per alleviare fastidi vari ed eventuali. E dopo in caso le rimetterò. Dopo me le rimetto di sicuro. Ho disfatto il letto, le lenzuola però ce le ho ancora lì per terra. Perché non credo di lavarle, anche se forse potrebbero anche un po' asciugarsi. Non lo so, perché adesso c'è il sole. Potrei fare un lavaggio veloce e metterle fuori e vedere se si asciugano. Potrei fare un lavaggio veloce. A parte questo, potrei andare subito a metterle. Ho lavato un po' di biancheria. Mi è arrivata un po' di roba da Shein, che erano mesi che non facevo ordini. Oddio, mesi forse no. Almeno un mese e mezzo. E ho preso ancora qualcosina, delle magliette, dei pantaloni. E la colazione l'ho già fatta, per fortuna, un po' tardi ma l'ho fatta. E agli uccellini, perché poi ieri mi era arrivato anche il pacco di Zoo Plus, allora agli uccellini ho comprato la ciotolina per l'acqua. Sarebbe una ciotolina però per le gabbiette, in realtà. Ma sul poggiolo ci sta lo stesso, sta un po' inclinata ma ci sta. Non so se la useranno, poi si ghiaccerà ogni notte adesso, però ho comprato anche la ciotolina per l'acqua. Adesso vi faccio vedere, non è tanto grande, ma era la più grande che c'era sul sito. Eccola qua, questa è la ciotolina che poi la ciotolina si stacca, rimane lì la base. Non so, spero che stia. Ma oggi vedo che non stanno venendo a mangiare. Sì, è quasi vuota la casetta, Sembra che ce ne sia. In realtà, ecco, è praticamente quasi vuota. Sono dei mangioni, decisamente. Vabbè, ecco, vi stavo dicendo, c'è il sole. Io non mi aspettavo il sole. È che non vorrei rischiare di lavare le lenzuola e poi ritrovarmi a non poterle stendere e asciugare. Quindi non so se fidarmi di questo sole qua. No, non vado a far scoperte, evito di fare lavatrici per niente, va? Quindi adesso stendo la biancheria, cosa principale da fare. Devo preparare il pranzo come ogni giorno
Devo aprire i calendari, però dopo, prima devo stendere la biancheria, cosa più importante di tutte. Poi ci vediamo più tardi per l'apertura dei calendari. Vi faccio vedere una delle magliette che ho preso. Vabbè, è al contrario, però è uguale. E sono quelle fatte così, smanicate, cioè sono proprio, la manica è molto larga e ha questa manichina solo, non sono le classiche magliettine fino a qua, ma sono quelle che arrivano un po' più su, tutte così, svolazzanti. E ne ho prese, mi pare, 2 di queste qua. E questa maglietta l'ho messa di altri colori nel carrello perché mi piace. Stessa cosa vale per queste canottiere che io uso tanto d'estate, ma anche adesso le uso. E queste qua anche mi vanno molto bene. Questa è una taglia M, sembra piccola, in realtà è più o meno è giusta, dai, è un po' aderente. Però anche di queste qua ne ho diversi colori, ce l'ho verde, rosa e gialla, le avete anche viste, quelle lì colorate. Poi ho preso la marrone, forse ne ho prese 2 marroni. Ho preso la nera che non ce l'avevo e la bianca. Beh, non è bianca bianca, è un bianco panna, va bene. E poi mi sono presa questi reggiseni fatti così, che hanno già le coppe preformate, un po' imbottite qua sotto. Questa è una S. E con questi qua mi trovo molto 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 bene. Ho preso il set con questo marrone, non so come definirlo, questo qua è il nero, e poi ho preso il set con il nero e un altro colore un po' più bruttino, ah no, un po' più questo qua, questo colore qua, che però vira verso il giallo, c'è un po' di giallo dentro. E ne ho già altri 2, per quello li ho comprati. Poi ho preso i leggings classici neri e ho ripreso anche quelli marroni che già ho, però mi sono piaciuti tanto, quindi ne ho presi altri, eccoli qua, marroni. E poi ho preso una di queste maglie, queste qua, anche queste qua le uso, adesso non le uso tanto, però sono molto comode, sono morbidine, con il collo non troppo alto, solo un po' leggermente. E, insomma, ho preso diversa roba che devo assolutamente stendere, se no qua non si asciugherà mai. E stasera non so se farò un'altra lavatrice e quindi è meglio che asciugo questa roba, così poi avrò il posto per l'altra, perché altrimenti vado avanti. È giunto il momento di aprire la casella numero 5, che però forse si apre al contrario, così. L'ovetto, ah, che buono! L'ovetto Kinder. Non ti piace l'ovetto Kinder? Calendari de Gusta Box. Allora, casella 5 è qua in alto. Cos'è? Fragola, io vedo una fragola. Ah, sarà fragola secca? Coro, sì, di coro. Fragola essiccata probabilmente, sono chips di fragola. Fragole liofilizzate a fettine bio. Esatto, 20 grammi. 20 grammi sono un po' pochi. E c'è anche un buono sconto del 5% sul sito di Coro. Ok, bene questo. Poi l'altro calendario, vediamo cosa c'è qua. I crostini. Ah, ma questi qua, pane alba, li avevano messi l'anno scorso o in una degusta box. Oh. Questi sono semplicemente all'olio d'oliva. Voi due? No, Pippo, vieni di qua, dai. No, ma non sono crocchi per voi. Non l'ho preso quest'anno col calendario, perché tanto voi non li potete mangiare. E allora è così. Sarebbero stati soldi spesi per niente, sai? No, non ho pappa. Non ho pappa. È bello, sì. Però non ho pappa. Il sole sta resistendo. Avrei potuto lavare le lenzuola e anche stenderle, sinceramente. Allora ho steso una parte della roba fuori e una parte in casa. Così sono tranquilla. Vediamo cosa si asciuga prima. Ciao. Ciao. Lui quando sono in cucina si mette sempre là, perché così controlla cosa faccio. Nascosto. Chiaro.
l'altro sta vagabondando. Beh, ah sì, da Zooplus ho preso anche questo qui per fargli fare le unghie in casa. In realtà no, volevo metterlo di fuori, vabbè. Non lo guardano neanche. Sono rimasta così delusa. Una volta lo usavano, sono rimasta delusa, non gli piace. No. E poi ho preso anche questi due. Avevano anche un laccetto, ma l'ho dovuto togliere perché Pepe mangia tutti i nastri, i lacci che vede. Quindi ho dovuto tagliare. E ho preso anche questi due. Ci ha un po' giocato, ma poco. Non piacciono tanto. Vero? No, non tanto.